Amici bellini, dobbiamo fare i conti con questi infortuni. Capita un po' a tutte le squadre, deve capitare anche a noi. Oltre a Meret, insomma, ci siamo quasi abituati a non avere Meret, ma adesso ci aggiungiamo Lobotka e ci aggiungiamo anche Oliveira. Facciamo due conti rispetto a quello che sappiamo. Cominciamo. Allora, bentornati nello studio, benvenuto Raffaele Mancini, bentornati a tutti gli iscritti della vecchia guardia della community che lasciano un like a prescindere, perché questa non è una notizia dove possiamo esultare. Certo, ci possiamo dire che ci fa piacere vedere Gilmour, che si è comportato molto bene in nazionale, ma quando io ragiono sul fatto che, quando vi dico Oliveira è più grave, l'infortunio di Oliveira è più grave, non è che non sappiamo ancora l'entità dell'infortunio, ma è più grave per noi da sostituire, perché Spinazzola ce la fa a fare tutta la partita. Questa è la riflessione. Spostiamoci un attimo. Questa è un'altra cosa. Mi sto divertendo, sto facendo un paio di cose, non so se si vede, ma questo è un altro paio di maniche, ne parleremo più in là. Stavo ragionando sulla formazione, il bollettino medico. Allora, il Napoli ci ha fatto sapere di Lobotka, perché è tornato insieme a Buongiorno, Di Lorenzo, Kvara, Lobotka, Ngonghe e Raspadori sono rientrati dagli impegni con la nazionale. Aspettiamo Anghissà, aspettiamo Oliveira per sapere anche le condizioni. Lobotka si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro. Queste sono tutte frasi che per noi non significano niente. Ci facciamo anche aiutare dalla community, insomma. Peppe Di Palma è preparatore fisico, insomma, un personal trainer. Ci dice così. Allora, sicuramente non è una bella notizia. Partiamo da questo presupposto, non è un infortunio da niente. Però nella sfortuna poteva andare molto peggio, perché una distrazione è una cosa, una lesione ne è un'altra, quindi speriamo, ma penso che possiamo fidarci in Billy Gilmour, quindi vediamo, dai. Si stanno facendo un po' di ipotesi, c'è chi dice salta l'Empoli, salta il Lecce e ce lo ritroviamo pronto per il Milan. Non lo so ragazzi, non sono un medico, però facciamo conto, diciamo che il Napoli si preparerà ad utilizzare Gilmour anche contro il Milan. Pensiamola così, se poi brucia le tappe, però non vorrei poi forzare, perché questi tipi di infortuni, se tu li forzi e vai nella ricaduta, si rischia poi di allungare i tempi in maniera clamorosa. C'è Gilmour, è stato preso Gilmour, bisogna utilizzare Gilmour, secondo me non si deve forzare. Se non è recuperato completamente per il Milan non si deve forzare, e speriamo che Gilmour faccia un ottimo impatto, così aspettiamo. Ci hanno fatto sapere che Gilmour sta correndo proprio a Napoli, è tornato di corsa, Conte la chiamata, muovete perché se tocca a te, eccetera eccetera. Probabilmente McTominay anche verrà a seguire, e quindi ritornano tutti e dobbiamo fare questa formazione che è presto detta, nel senso che ci aspettiamo questa roba qui. Con Di Lorenzo che torna con la doppietta, tutto contento, ha segnato pure Rachmani, buongiorno, pochi minuti e va benissimo. Spinazzola, ecco, quando vi dico è più grave, perché se qua al centro ci metti Gilmour, come caratteristiche stiamo lì, lui il ragazzo scalpita, Conte lo tiene in ottima considerazione e gli dispiace non poterlo utilizzare di più, c'è l'occasione. Per quanto riguarda Spinazzola, quello che abbiamo visto finora è che è un giocatore che ci sta, ce l'ha tecnicamente, ma non regge tutti i 90 minuti e sembra alle volte andare a una velocità diversa rispetto a compagni e avversari. Quindi la cosa più logica è pensare Spinazzola, e avremmo potuto pensare Spinazzola anche senza l'infortunio di Oliveira, perché Oliveira, il viaggio transatlantico. Beh, Ciro Troisi ci fa sapere che potrebbero essere solo Crabbi. Diciamo a questo punto che ne salta una, speriamo bene. E quindi torna più tardi. Si poteva ipotizzare Spinazzola a prescindere, però ce la fa
a farla tutta, se c'è da correre c'è da fare fase difensiva, e quindi è immediato il pensiero: però Mario Rui ragazzi non si reintegra perché però si stanno allenando insieme, sta lì, fa gruppo, però non è nella lista, e quindi non deve succedere qualcosa di pesantissimo per reintegrarlo. Fortunio grave, se fosse capitata la cosa che è capitato a Bremer, magari potevi andare lì e reintegrarlo, ma ci sono i presupposti? Non lo sappiamo. Di conseguenza è facile immaginare anche qualche altra soluzione. Io in Napoli me lo immagino così: contro l'Empoli noi faremo la nostra simulazione, saprete a prescindere come andrà a finire, però in questa zona, senza dover andare a prendere per esempio Zerbin, che potrebbe essere un'altra occasione, secondo me anche un Mazzocchi, che sulla sinistra ci sta, l'ha fatto in passato, potrebbe andare lì e fare l'esterno sinistro a tutta fascia, il terzino sinistro, l'esterno sinistro, perché poi dipenderà se stiamo a 5 o a 4, e quindi cominciamo a vedere parecchia gente nuova rispetto, perché se leggendo, ma quelli alla fine sono gli stessi dello scudetto, e insomma, perché in porta c'è Caprile, che c'è Buongiorno al posto di Kim, e ci siamo. In questo momento dobbiamo vedere Gilmour, c'è McTominay, Kvara, e non voglio sentire niente, c'è Lukaku invece di Osimhen. Insomma, questo Rongoni che sta combinando, volendo fare un po' di polemica spicciola e di satira politica, una delle cose che si diceva è che grandissima la preparazione con Conte, nessun infortunio a rispetto, e ecco qua. Quindi alle volte mosca, perché se le chiami proprio le cose, e quindi questa è la situazione, con McTominay che si va ad affiancare a Lukaku, con Kvara che scala un pochino, Gilmour anche Politano, insomma questi sono mobili, ragazzi, non è il biliardino, questo lo dobbiamo capire bene. In altre notizie vi riporto questa cosa perché non so se farà il giro del mondo. Gli sfoghi continuano, aumentano, i rapine, i furti, gli scassamenti di macchine continuano, e non sono nei confronti di De Laurentiis perché dà fastidio così, succede un po' a tutti. In questo caso Eleonora D'Alessandro, che io non conosco, ma leggo dal suo profilo che è una modella, una pianista e lavora anche per il Corriere dello Sport. Non conosco il personaggio, mea culpa, mi dite voi nei commenti se la conoscete. Attacchi alle 7, stacchi alle 18:30, vai a prendere la macchina e la ritrovi così, completamente rivoltata all'interno zona, perché poi si deve dire dove, Hilton Rome Cavalieri, eccetera eccetera. Siete dei pezzi ovviamente veri. Ancora pensate che vivere a Roma sia la scelta giusta da fare? Questa città ogni anno diventa sempre peggio. Succede solo a Napoli così. Farà il giro del mondo anche questa notizia? Dovrebbe farlo. C'è lo sfogo contro la città, senza dire però Roma è bellissima, però alcuni romani o alcuni altri, perché poi si va nel discorso, insomma, anche acerbista, no? Sono gli immigrati che fanno certe cose, eccetera, eccetera. Aspettiamo che anche questa notizia faccia il giro del mondo e che se la prendano anche con Eleonora per aver fatto di tutta erba un fascio, eccetera eccetera. La verità è che il mondo che viviamo è così, e quando succede a Pinco Pallino non lo veniamo a sapere, ma magari succede a Pinco Pallino tutti i giorni. Quando succede a uno che è VIP lo veniamo a sapere, e quindi poi si montano le polemiche, siamo alle solite. Insomma, questo è bene o male. Se ci sono altre notizie su Oliveira ci teniamo aggiornati. A breve ci dovrà essere la conferenza di Conte, ci dovrà essere la preparazione alla partita con l'Empoli, e quindi ci siamo tolti queste nazionali da dosso, con alcuni momenti belli e alcuni momenti meno belli purtroppo, ma questo è. Prima o poi si decideranno a mettere le nazionali in altri momenti, perché ci sono delle interruzioni insopportabili. Me ne rendo conto che poi la nazionale si può fare piacere a qualcuno ma meno ad altri. Questo è. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Vi abbraccio, vi bacio, vi chiedo dei like finali che possono aiutare a recuperare i ragazzi prima del tempo. Non lo so, ragazzi, fate un po' quello che volete.